Nonostante la forte pioggia, la comunità di Francolano si è riunita numerosa nella chiesa di Nostra Signora della Speranza per la benedizione del nuovo tabernacolo. Presente il vescovo diocesano Monsignor Alberto Tanasini, che ha presieduto la messa invitando i fedeli a coltivare il proprio rapporto con Dio. Noi abbiamo un po' trascurato questo entrare, salutare il Signore, affidarci a Lui. Bene, oggi, inaugurando il tabernacolo, noi dovremmo pensare a questo. C'è il Signore, è qui per me, è qui per nutrirmi della sua grazia, della sua fede. Il vescovo ha anche benedetto il murale L'albero della vita di Roberto Altman, affrescato sulla parete dietro all'altare. Sono due cose molto belle, che la prima, il tabernacolo, doveva essere già lì a progetto, ecco, della Chiesa, mentre l'albero della vita è il completamento di tutta un'opera che ha fatto il pittore maestro Roberto Altman dopo la Via Crucis, il grande murale del battesimo di Gesù al fonte battesimale. La visita del vescovo domenica scorsa preannuncia quella di ottobre in occasione della festa patronale di Nostra Signora della Speranza. Ricordo anche che il vescovo sarà presente nella nostra zona pastorale anche per la visita pastorale il prossimo mese di ottobre e che, coincidendo anche con la festa patronale della Madonna della Speranza qui a Francolano, sarà anche presente in questa terza domenica di ottobre, che mi pare sia il 20, a celebrare ancora l'Eucaristia solenne alle ore 11.